Va ora in onda Auto da Fè, un mondo senza testa, una testa senza mondo, un mondo in testa. Jean-Pierre? Buongiorno a tutte le ascoltatrici, buongiorno a tutti gli ascoltatori, ben trovati al nostro appuntamento con Auto da Fè. Martedì con noi Maurizio Bolognetti, che ringrazio Buongiorno e che saluto, segretario dei Radicali Lucani, giornalista, autore dei libri Buchi per terra, Le mani nel petrolio, La peste italiana, la settima dose. Il link alla sua pagina Facebook lo trovate anche nel post che introduce questa nostra conversazione di oggi. Maurizio, grazie per essere con noi intanto. E seconda cosa, riprendiamo le fila di quello che abbiamo raccontato la scorsa settimana, perché tu hai intrapreso nel frattempo, sei al settimo giorno, una iniziativa di sciopero della fame per il diritto di accesso agli atti, per la trasparenza nella pubblica amministrazione, per l'accesso civico generalizzato, che è quello che dispone la legge italiana da un bel po' di anni. L'ultimo ritocco è stato dato 10 anni fa per consentire a chiunque di richiedere dati e documenti pubblici senza dover motivare la richiesta. La tua richiesta in questo caso al comune di Latronico, dove risiedi, è stata quella di avere accesso integrale, ma poi leggeremo i dettagli perché l'hai rinnovata e integrata tutta la tua richiesta a proposito dei progetti dell'ormai mitico PNRR, il Piano Nazionale di Ripresa e di Resilienza. Tu hai chiesto segnatamente al sindaco e al comune, naturalmente, quali sono stati gli affidamenti diretti decisi dall'amministrazione di Latronico nel periodo tra il 30 giugno 2025 e il 2 luglio 2026 in base al nuovo codice degli appalti, decreto legislativo 36 del 2023. A quanto ammonta complessivamente la spesa in capo al comune per questi affidamenti diretti, che la legge dispone si possano fare entro una certa cifra d'appalto, l'elenco degli affidamenti, chi ha beneficiato di questi affidamenti, cioè nomi delle persone fisiche o giuridiche, le delibere, le determine, tutti gli altri documenti riguardo agli affidamenti da parte degli uffici per ogni singolo affidamento e chi ha assunto il ruolo di responsabile unico del procedimento, il RUP, per ogni singolo affidamento. Queste le tue richieste nel dettaglio, ultime e aggiornate. La cosa che ci ha colpito dopo la conversazione della settimana scorsa e per la quale, tra le altre cose, tu hai anche intrapreso questa iniziativa, ma poi lascio la parola a te per spiegarci meglio tutto, di sciopero della fame, per un diritto fondamentale, perché attraverso una richiesta al comune tu stai richiamando l'attenzione su una serie di questioni, intanto sul diritto civico di accesso generalizzato per tutti i cittadini, cioè conoscere i documenti e gli atti, ma secondo stai richiamando secondo me l'attenzione di tutti noi anche alla gestione del maxi piano di investimenti pubblici, cioè appunto il famoso PNRR, che detto in cifre, ti rubo ancora un minuto, poi ti lascio la parola subito, Maurizio, in cifre si tratta di 194,4 miliardi in tutta Italia. Poi veniamo anche al capitolo che ci ha lasciato così sbigottiti veramente, perché a fronte di risposte dilatorie, a dir poco, da parte del comune, a fronte delle tue domande, delle quali abbiamo detto prima, hai ricevuto anche una chiamata dal comandante della stazione dei carabinieri del comune al quale hai fatto la richiesta di accesso agli atti, cioè il comune di Latronico. Il maresciallo Germino, il comandante della stazione dei carabinieri, martedì scorso proprio, dopo la nostra conversazione, ti ha chiamato per farti quella che secondo me è una proposta, una telefonata inquietante, perché ti ha proposto in chiave di aiuto, dica, signor Bolognetti, lei si affidi ai servizi sociali, io glielo propongo come un aiuto. La tua azione è iniziata proprio quel giorno, vorrei sapere intanto come è andata a finire questa cosa, poi i numeri del PNRR li do dopo magari, perché sennò affastelliamo troppa roba. Certo che tu sei stato protagonista, Maurizio, di una vicenda che richiama veramente, tu lo hai fatto notare, le vicende raccontate dal grande Leonardo Sciascia nei suoi libri a partire dal Giorno della civetta. Secondo me risprofondiamo in un'Italia ancora più antica, che è quella dell'inizio del Novecento. Il maresciallo dei carabinieri che dice lei è pazzo, si faccia curare in soldoni. Mi sembra una cosa terribile, però come è andata a finire questa cosa terribile?
Allora, intanto abbiamo registrato, oltre al sostegno, ma che non do per scontato, ma che c'è sempre, di Radio Libertà e tuo personale, Giulio, una serie di prese di posizione, e questo è stato importante, autorevoli, anche di avvocati. Poi ho sollecitato la Legione Carabinieri Basilicata, nella persona del generale Longo, credo si chiami, quindi sono in attesa di ricevere notizie. Quel che è certo però è che se nel corso di un confronto anche sostenuto con l'amministrazione comunale, chi è deputato a garantire il rispetto della legge, della legalità, dei diritti costituzionali, ti propone l'assegnazione ai servizi sociali, beh, io invito gli ascoltatori di Radio Libertà a leggere per chi è previsto l'affidamento ai servizi sociali. Tu hai parlato di pazzia? Beh, potrebbe starci, c'è tutta questa ipotesi. No, io non ho bisogno dei servizi sociali, credo proprio che se proprio vogliono affidare. Ma scusami, Maurizio, si è scoperto chi è il mandante di questa proposta fatta dal maresciallo dei Carabinieri, o è un'idea sua? Perché almeno quello, capirlo. Perché io, a lume di naso, credo che i servizi sociali siano una cosa gestita dal comune, I fondamentalmente. servizi sociali sono gestiti dal comune, dici benissimo. Quindi cosa c'entra il maresciallo dei Carabinieri? Perché già precedentemente il maresciallo dei Carabinieri mi aveva chiesto, visto che di dominio pubblico, quando io inizio un'azione non violenta, ovviamente devo far sì che sia nota, altrimenti non avrebbe nessun senso. Lui mi aveva già pregato di inviargli una nota, e gliel'ho inviata a mezzo PEC, gliela inviai a mezzo PEC, nella quale indicavo qual era il giorno in cui iniziavo e l'ora in cui iniziavo lo sciopero della fame, questa azione non violenta, e anche il nome dei miei medici, di coloro che mi seguono sempre durante queste azioni, perché certo posso anche mettere in preventivo di rischiare salute o altro, ma ho il senso di responsabilità di farmi monitorare, tant'è vero che ho già fatto le analisi prima di iniziare, perché avevo dei problemi precedenti, sembrerebbe che siano stati risolti, a detta del mio medico curante. Quindi c'era già questo antefatto. A questo antefatto segue la richiesta, la proposta, perché era una proposta però appunto inquietante, veramente inquietante, perché non è che me l'ha proposto Pinco Pallino, è il comandante della stazione Carabinieri di Latronico, quindi ha un notevole potere, forse per certi aspetti anche più del sindaco, non so. Io ho descritto un contesto, Giulio, che tu hai colto pienamente. Fatevi voi un'idea, ma non saprei affermare se c'è un mandante o non c'è. L'unica certezza che abbiamo è che una cosa, e questo non ho difficoltà a ripeterlo, perché l'ho detto anche pubblicamente e l'ho detto anche al comandante generale della Legione Carabinieri di Basilicata, è una cosa di una gravità inaudita. Dopodiché, l'altra tua domanda, io sto ponendo una questione che vale oggi al Latronico e oggi per tutta l'Italia, per ogni comune italiano, il diritto di ciascuno di voi, di ciascuno di noi, a poter controllare, perché questo è l'operato della pubblica amministrazione, e farsi un'idea sul come vengono spesi i nostri soldi, sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, ma anche, perché no, come hai sottolineato, sui cosiddetti affidamenti diretti previsti dal nuovo codice degli appalti. Per carità, sono
legali entro una certa cifra, se ricordo bene 140.000 euro, ma potrebbe essere di un certo interesse sapere quante volte un comune ricorre a questa tipologia di affidamenti, tenendo presente, Giulio, che non è che si possa fare i furbi, questo in base anche a un intervento dell'ANAC, cioè se tu per esempio fai un affidamento diretto a una ditta che si occupa della monnezza, e non è che poi dopo fai un altro affidamento diretto e poi dopo ne fai un'altra ancora, questo non si può fare, perché sarebbe un modo per bypassare altro tipo di una gara d'appalto, per esempio, e questo Sì. non si può, ed è per questo che ho integrato la richiesta sul PNRR. Però io voglio leggerti da fonti autorevolissime, perché io non ho le traveggole, che cosa è successo in questo paese su appunto quanto prevede il 97-2016, DLGS 97-2016, meglio noto come Freedom of Information Act. L'ho detto malissimo, ma comunque. Nel corso di analisi ulteriori sui ministeri, con esclusione delle amministrazioni dell'interno e dell'istruzione, che non hanno reso pubblici i loro dati, sono emerse una serie di lacune nell'applicazione dello strumento, in particolare nelle richieste di accesso al Ministero degli Esteri e delle motivazioni adottate per giustificare il diniego di accesso. Dalle analisi su altre amministrazioni, autorità di garanzia, regioni, comuni, eccetera, emerge un quadro di attuazione della normativa FOIA estremamente differenziato, con forti ritardi, e sono passati 10 anni, nell'istituzione dei registri per l'accesso, nella tipologia dei dati disponibili, nella tempistica degli aggiornamenti e nei tempi di risposta. E poi ancora, come se non bastasse, c'è un altro autorevole fonte che sottolinea lo stesso aspetto, e cioè che ci sono difficoltà a ottenere il rispetto pieno del FOIA, e tenendo ben presente che a mio avviso non solo c'è una gerarchia delle fonti, cioè Costituzione, leggi del Parlamento, eccetera, eccetera, ma c'è anche una gerarchia all'interno di una stessa legge, a mio avviso, e la ratio, il principio che ha ispirato il FOIA, a me sembra evidente, bisogna fare di FOIA, tutto. come tu dicevi, sta per Freedom of Information Act, cioè tradotto è la legge che consente la libertà di accesso ai dati, diciamo, no? La libertà di informazione, in teoria quindi di accesso agli atti e ai dati della esatto. pubblica amministrazione. Come tu ricordavi sono 10 anni. Adesso faccio una piccola chiosa sul discorso degli affidamenti diretti, perché ci sono due importi differenti, mi stavo documentando mentre tu parlavi. L'importo deve essere inferiore a 150.000 euro per fare un affidamento diretto per i lavori pubblici, 140.000 per servizi e forniture. Dopodiché il comune non può affidare sempre i lavori alla stessa impresa, ma deve ruotare le ditte invitate per dare a tutti la possibilità di lavorare. Anche questo fa parte del controllo che un cittadino può esercitare su questo punto. Per quanto riguarda invece l'altro punto, il decreto legislativo 97-2016, cioè il nostro italiano all'italiana Freedom of Information Act, cioè libertà di informazione e accesso ai dati, a me risulta, ma tu lo sai benissimo, che entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza c'è l'obbligo di risposta, in questo caso da parte del comune che tu hai interpellato, con un provvedimento espresso e motivato, cioè ti devono dire sì, no, e se no, perché. Se la richiesta riguarda documenti che coinvolgono altre persone che vanno avvisate, quindi il termine di 30 giorni viene sospeso per massimo 10 giorni, la terza parte ha il diritto di opporsi, e se l'amministrazione non risponde cosa succede? Si forma secondo la legge il silenzio rigetto, cioè la richiesta è considerata respinta. Esattamente il contrario, no? Il silenzio assenso, del resto, il silenzio rigetto. Anche questo non mi sembra una disposizione proprio improntata alla freedom, cioè alla libertà. No, qua di freedom non c'è niente. Quindi c'è a quel solo... punto, se il silenzio si trasforma in rigetto, la pubblica amministrazione basta che se ne sta zitta e si fotte tutto quanto il processo, detto all'inglese, no?
In questo caso puoi presentare una richiesta di riesame al responsabile prevenzione, corruzione e trasparenza o fare ricorso al TAR. A me questa pare una trappola, non so come la vedi tu. Beh, intanto il ricorso al TAR, come sai, ha dei Costoso. costi. E non mi sembra, a me non appare giusto che un cittadino, per far rispettare i suoi sacrosanti diritti al conoscere per deliberare, debba fare questa via crucis ricorrendo al TAR. Per quanto riguarda il caso specifico che va inserito nella cornice che stiamo descrivendo, beh, di fatto la risposta non c'è stata nei 30 giorni, perché quando finalmente mi hanno risposto, oltre a dirmi che è una cosa inaccettabile, vai all'ufficio tecnico per altri documenti, come ho poi verificato, incredibile ma vero, ma quali altri documenti? Se non mi avevano dato nemmeno quelli che avevo chiesto e che erano obbligati a pubblicare. Sai che cosa mi hanno mandato? Un link a una rete intranet. Notoriamente io non posso avere le chiavi di accesso di una rete intranet, o sì, sempre per rimanere nel tuo anglicismo, cioè questi se ne fottono, mi hanno mandato un altro link dove vado sulla pagina del comune in cui mi si racconta quanto sono belli e quanto sono bravi, a iniziare dal responsabile dell'ufficio lavori pubblici, sempre sia lodato architetto Alessio Gallo. Non ci siamo, non ci sto. Giovedì mattina vediamo cosa succede. Ho un incontro con la segretaria comunale Filomena Cervino, vediamo se sarà un incontro fruttuoso o se insisteranno sulla loro linea ostruzionistica in maniera del tutto evidente e dilatoria, e poi mi regolerò. In tutto questo, vorrei sottolinearlo, è intervenuto anche il professor Sergio Tanzarella, ordinario di storia della Chiesa presso la Pontificia Università dell'Italia Meridionale, già deputato della XII legislatura, il quale con un intervento tra l'ironico, tra il serio e il faceto, ha detto voglio essere affidato ai servizi sociali insieme a Bolognetti. Bene, il professor Tanzarella sarà all'Atronico al mio fianco a fine mese, non escludo di tenere un comizio in piazza. Ovviamente sei invitato. Beh, mi sembra, ti ringrazio per l'invito, ti seguirò comunque. Il professor Tanzarella ha fatto anche riferimento al fatto che all'Atronico siete fortunati, perché dalle sue parti certi servizi sociali li gestiscono imprese affiliate alla Camorra, no? Ecco, tanto per essere chiari. Giulio, io non sarei così convinto della fortuna che è toccata all'Atronico, perché a volte come vengono gestiti questi servizi sociali fa sorgere qualche perplessità, ecco, per appunto. usare un eufemismo. Appunto. Per quanto riguarda però l'obbligo di motivazione nella risposta che ti deve dare la pubblica amministrazione, allora io voglio capire una cosa, tu senz'altro ne sei a conoscenza, perché da cittadino adesso stiamo mettendo in luce una serie di cose. L'hanno chiamato, mi sembra fosse stato Renzi, no? Il Freedom of Information Act all'italiana. Cittadini, avete uno strumento in più. Però se io non obbligo la pubblica amministrazione a rispondere, o meglio, l'obbligo ci sarebbe, perché il procedimento deve concludersi sempre con un provvedimento espresso e motivato, cioè il cittadino chiede, la pubblica amministrazione deve rispondere, no? Però il problema è che se non risponde cadiamo in quella trappola del silenzio, loro lo chiamano il silenzio inadempimento, che in pratica è il silenzio rigetto, cioè se io non rispondo... Una vergogna. Tu rimani attaccato al palo, per così dire, giri intorno al palo. Ci sono una serie di ragioni giuridiche per cui il silenzio assenso è escluso, cioè la tutela degli interessi nazionali, della privacy di cittadini e imprese, eccetera, eccetera, però francamente, Maurizio, a me sembra che questa legge, se vogliamo renderla operativa, dobbiamo ritoccarla un'altra volta, perché questo tipo di accesso agli atti è un po' una burla. Nel momento in cui la pubblica amministrazione è inadempiente, nessuno la sanziona. E sei tu obbligato, come si diceva prima, a fare ricorso al TAR, a fare un procedimento molto farraginoso, oppure in alternativa
attivare il potere sostitutivo del responsabile della trasparenza dell'ente, che avrà il dovere di sbloccare la pratica e risponderti entro ulteriori 20 giorni. C'è nel comune al quale hai chiesto le cose il responsabile della trasparenza che ha il dovere di sbloccare la pratica e risponderti entro 20 giorni? Giulio, anche se dovesse esserci, a me sembra evidente che in base a ciò che ti sto esponendo, l'unica speranza sarebbe quella di ricorrere al difensore civico regionale, al prefetto, ma diciamo che anche i precedenti, le precedenti risposte, non a me, del prefetto di Potenza non è che siano entusiasmanti. Mettiamola in questo modo: il prefetto su un territorio rappresenta il governo. Io direi che è davvero da modificare ulteriormente questa legge, perché questa è veramente una legge all'italiana. Avremmo in teoria fatto dei passi avanti, ma abbiamo comunque fornito alla pubblica amministrazione degli strumenti per cincischiare, per ciurlare nel manico e per tentare, quando è il caso, tutte le strade, non per consentire l'accesso agli atti, ma per fare una operazione esattamente opposta. Io ti racconto un aneddoto che forse già abbiamo raccontato da questa emittente. Un po' di anni fa mi occupo dello sversamento di greggio da parte dell'ENI in Val d'Agri. Faccio una richiesta di accesso per seguire il procedimento di bonifica. La regione Basilicata commette un errore, mi gira involontariamente una risposta dell'ENI su un altro atto a cui avevo chiesto accesso. In questa risposta l'ENI dice alla regione Basilicata, o forse l'hanno fatta apposta per farmi sapere perché non potevano darmi i documenti, non lo so, vai a capire. L'ENI dice a quello lì, proprio fa nome e cognome, non dovete dargli niente. A quel punto si apre un contenzioso in punta di interpretazione della legge, in questo caso il decreto legislativo 19 agosto 2005, numero 195, e cioè attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale, molto importante direi, quindi convenzione Arus eccetera, e in quel contenzioso io la spunto, convinco l'ente che sarebbe indecente, che non c'è nessuna motivazione solida per far sì che l'ENI rifiuti i documenti che vanno ad attestare che cosa sta accadendo nel procedimento di bonifica. Da quel momento io ho avuto regolarmente accesso per anni, non solo io, ma a quel punto tutti, agli atti dell'ENI, che passavano attraverso gli enti, la regione, l'ARPAB e quant'altro, per poter monitorare il procedimento di bonifica dopo uno sversamento consistente in prossimità di aree ricche d'acqua e dove c'è anche una diga. Beh, E anche lì io ho subito una perquisizione domiciliare. Io nel 2010, proprio per queste ragioni, perché adombravo un problema, più che adombrare lo documentavo, mi è stata perquisita casa, sono stato trattenuto in una stazione dei carabinieri su un mandato di un magistrato. Questi qui, il signor magistrato, anziché indagare su le cose che denunciavo, pensò bene di indagare su di me con delle motivazioni allucinanti e con il tentativo di patenti quinte colonne di fregarmi. Beh, queste vicende che tu racconti, delle quali sei stato protagonista, non è che le racconti, le hai vissute sulla tua pelle, e pesantemente, per me incidono non solo sul diritto alla conoscenza, che è un diritto umano fondamentale, fondamentalissimo, ma anche su un lato ancora più operativo, sul diritto di un esponente politico di fare il suo lavoro, cioè di fare attivamente politica in un certo territorio, ponendo anche in luce attraverso la sua azione, come hai fatto tu, locale,
problemi di carattere assolutamente nazionali e spesso anche ben oltre i confini nazionali. Quindi stiamo parlando di una limitazione di fatto dell'attività politica, altro che fascismo, nel nostro paese. No, perché qua ci si occupa tanto di fascismi immaginari e poi non si vedono quelli pratici, quotidiani, Cioè banali questi, sono e d'accordo con te. Non gliene importantissimi frega a peraltro, nessuno, sono e che, tutti eh, affasciati. e che Tutti. ledono diritti fondamentalissimi, perché mi spiace, ma uno che fa politica seriamente non la può fare se il sistema è questo, no? Non la può fare, è limitato a farla e la faranno sempre coloro che questi problemi non li affrontano, non se li pongono e che i dati e la verità non la vogliono conoscere. Quindi entriamo in un circolo vizioso che deteriora tutto il sistema politico informativo, a mio giudizio. E mi pare che la tua battaglia lo documenti da anni e anni e anni. Purtroppo forse devo dirti da cittadino, Maurizio, che qua non siamo più nel clima in cui queste battaglie godano di molta popolarità, molto successo, perché il popolo medio, il cittadino medio, forse si è stufato di tante chiacchiere, e ha capito che insomma non se ne esce dal regime. Tenta ribellioni, per così dire, estemporanee quando gliene capita l'occasione. Non sto a elencare i partiti che hanno raccolto il favore popolare promettendo mari e monti da aprire le scatole del tonno e tutto quanto, e poi è andata a finire come è finita, no? Quindi ci affidiamo al salvatore di turno pensando che faccia la magia. Non è quella la strada, perché se tu non cambi dalle fondamenta, nessuno può fare la magia. Mi sembra che la tua azione politica questo ci racconti anche, e io da cittadino te ne sono grato. Te ne sono grato pubblicamente, così come te ne sono grato privatamente, perché sto parlando in pubblico, ma è quello che penso esattamente in privato. Se non Assolutamente sì. partiamo dalle fondamenta, qua non ce la caviamo più e non arriva il Salvator Mundi. Non c'è. Anche se ce ne stanno proponendo un altro, ma Sì, questo è vabbè, nell'ordine delle cose, questo è diciamo. normale, è fisiologico in un paese che non affronta mai le questioni strutturali, no? Volevo chiudere, visto che siamo sul volgere della fine della nostra conversazione, con qualche numero, perché la questione che tu hai posto, ripeto, lo ripeto ancora, riguarda uno dei più grossi investimenti pubblici che sono stati fatti in Italia negli ultimi anni. Siamo il primo paese in Europa per fondi presi a prestito con il sistema del PNRR. Sono tutti fondi che poi dovremo restituire in due forme sostanzialmente. La prima diretta come se fosse un debito qualunque, con un tasso di interesse che va ripagato. La seconda lo paghiamo comunque indirettamente attraverso il contributo ai fondi europei. Quindi di gratis in tutta questa storia non c'è assolutamente nulla, questo va messo in premessa, no? Se non è gratis bisogna farla fruttare la cifra che ci siamo accollati, per la quale ci siamo indebitati. E per farla fruttare è necessario controllare. E qui torniamo al punto da cui sei partito tu. Quindi il controllo elementare è quello di sapere chi e cosa sta facendo e quanto si sta spendendo. Mi sembra il minimo. Cifre importanti anche per la Basilicata e per il tuo comune, perché lo dicevamo l'altra volta, correggimi se sbaglio, il comune di Latronico ha usufruito, ormai i conti sono chiusi, di 5, potrebbe usufruire, ha usufruito comunque lo stanziamento è pari a 5,7. 5,7 milioni, 5 milioni e 700 mila euro, che per 4.016 abitanti fa 1.419 euro pro capite. Ai ai ai, Cainarca, mi La... sei caduto sugli abitanti. Da quando c'è non solo per lui, però da quando c'è De Maria, il sindaco, e parla di benessere come in Italia del resto, no? Mm-hmm. Gli abitanti sono da 5.400 e rotti, sono diventati meno di 4.000. Ah, ecco, quindi meno di 4.000, però siamo lì, 1.419 più o meno, 1.400 euro pro capite. I fondi stanziati per la regione Basilicata ammontano in tutto a 2 miliardi e 420 milioni. Per 533.000 abitanti fanno 4.540 euro pro capite. Per avere un paragone, i fondi stanziati per il comune di Milano sono pari a 815 milioni, per 1.366.000 abitanti fa 597 euro pro capite. Notevole disparità. Fondi stanziati in Regione Lombardia 23 miliardi, abitanti 10 milioni, 2.289 euro pro capite, meno della Basilicata, più o meno come
più o meno come il Veneto, 2.286 euro pro capite. In Calabria saliamo a 5.669 euro pro capite, ma lì c'è da dire che c'era un vincolo di destinazione per il Mezzogiorno che privilegiava il Mezzogiorno d'Italia. Ma questo non per fare il solito discorso nord-sud, ma anche se qualche considerazione va fatta proprio se prendiamo a paragone Basilicata e Lombardia, perché se non mi sono documentato male, in Basilicata il livello della spesa per i progetti PNRR è intorno al 35%, solo il 32% qualcosa delle opere è completato, quota di fondi investita in interventi conclusi del 14,8%. È la regione più indietro d'Italia rispetto alla media nazionale, che non è esaltante, è del 19,7%. Ecco, La Lombardia, preoccupate. La Lombardia ha gestito direttamente 3,4 miliardi di euro su 23, gli altri li gestiscono in Lombardia enti statali, e ha concluso tutti i suoi investimenti per un valore di 3 miliardi e 400 mila. Nel complesso, Regione Lombardia ha completato il 73% dei progetti contro il 32% della Basilicata, e qui si ripropone anche l'efficienza della macchina amministrativa. Ma vecchi temi, vecchie questioni, però ripeto, se noi non andiamo alla radice, come sta cercando di fare Maurizio Bolognetti, guarda, non ne usciamo più, se no continuiamo con le solite Geremiadi. No? Ti lascio la conclusione perché siamo già alle 11, Maurizio. Allora, brevissimo, se davvero non volete continuare con le Geremiadi di cui parlava Giulio, se non siete davvero, ma davvero stufi di questo teatrino, di questa farsa, del tentativo di evitare i problemi reali che incidono sulla vostra vita, fidatevi. Allora iniziamo l'unica vera rivolta, rivendichiamo il nostro ruolo di cittadini. Io aggiungo non solo la mia attività politica, ma la nostra attività giornalistica, e poi siamo tutti cittadini. Grazie a Maurizio Bolognetti, grazie a tutti quelli che ci hanno seguito. Grazie Buona Giulio, prosecuzione grazie di a Radio ascolto. Libertà. Avete ascoltato Autodafè.